Era ora. Era questo? Sì, non vedo l'ora. È una vergogna nazionale. Revochiamo in fretta, ma chiediamo anche i danni. Errore colossale. Che cosa avrebbero dovuto fare? Che paghino semplicemente i danni per quello che è successo, per la mancata manutenzione, ma la prosecuzione dell'attività direi che è intoccabile, c'è un contratto. Eticamente sarebbe giusto toglierlo perché in fondo 43 morti, quanti sono, quant'erano, 48, non so. Insomma, non è, anche perché si è visto che non hanno fatto dei grossi interventi. Sarebbe anche giusto, perché bisogna, però ci sono in ballo troppe cose, troppi interessi, troppi soldi da gestire, è una cosa molto difficile. Non ha idea di che cosa voglia dire revocare o avere una concessione. Quindi secondo me sta funzionando male, non perché i Benetton debbano continuare ad avere le autostrade, ma perché non è così che si fa, bisogna organizzarle in un modo diverso. Se la famiglia o chi per lei dovevano avere la responsabilità di sistemare le autostrade, vuol dire che non si sono comportati bene. Non hanno dato dimostrazione di essere seri, perché la manutenzione non era, cioè si sapeva che bisognava farla e non l'hanno fatta, per cui. Perché non hanno messo a posto e autostrade, ponti così, ce ne sono qua tantissimi. Quando tu vai in giro per l'autostrada, ad aver paura che non crolli il momento che tu passi.